Il gruppo folk I Tammura di Girgenti, con il patrocinio dell'Ente Parco Valle dei Templi, hanno organizzato la terza edizione San Calogero Abbraccia la Valle, musica, tradizione e arte nella Valle dei Templi, con Gianfranco Iannuzzo, Nonò Salamone, Loredana Errore, Agora Zein, Opera Buffa, Sergio Criminisi, Giuseppe Cammarata e Carmelo Sardo. L'evento si svolgerà venerdì prossimo, 6 luglio, nello spazio antistante il Tempio di Giunone, alle ore 20:30. L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa a Casa San Filippo. Torna anche quest'anno l'evento San Calogero Abbraccia la Valle e la terza edizione. Ne sono orgoglioso e ringrazio sempre l'architetto Giuseppe Parello e la città di Agrigento in generale, perché so che anche se ancora è piccola diciamo, gli anni dell'evento, perché siamo solo alla terza edizione, già è sempre molto sentito in città e soprattutto tanto atteso. Ringrazio l'architetto Parello appunto perché apre le porte alla città, quindi alla festa di San Calogero in generale. L'evento nasce per creare un momento di cultura, di tradizione, di arte. Ho preso in pieno le parole dette dal rettore del santuario Giuseppe Veneziano domenica sopra la statua di San Calogero nel sacrato, quando dice consegno la statua, consegno San Calogero alla città. Quindi è bello avere questa festa giurgintana, cioè avere questa festa tutta nostra e viverla nel pieno. Quindi la Valle dei Templi appartiene naturalmente alla città. Mio nonno mi ricordava quando i carretti passavano in via Sacra, quando si andava a fare le grigliate per il 25 aprile e il 1° maggio. Quindi è bello avere il popolo di Agrigento all'interno della Valle dei Templi, come in questa occasione per festeggiare San Calogero. Tantissimi gli artisti quest'anno presenti, come Gianfranco Iannuzzo, Loredana Errore, Nonò Salamone, Agora Zein, poi abbiamo Sergio Criminisi e Giuseppe Cammarata e l'Opera Buffa. La ciliegina sulla torta, mi piace dire, è Carmelo Sardo, giornalista e scrittore di G5, che sarà l'ospite d'onore dell'evento. Vi aspetto numerosissimi come ogni anno, venerdì 6 luglio alle ore 20:30 al Tempio di Giunone con ingresso gratuito. Siamo particolarmente contenti di ripetere questa iniziativa che ha il valore di coinvolgere la comunità agrigentina in un'attività che si svolge all'interno del parco. Il nostro motto è quello di rendere il parco un luogo da vivere oltre che da visitare, e quale migliore occasione per coinvolgere la comunità in un'attività che ha l'obiettivo da un lato di rivalutare sul piano culturale una festa che già di per sé è inserita e iscritta nel registro dell'eredità immateriale della Sicilia, e dall'altro far conoscere ancor meglio agli agrigentini il patrimonio della Valle dei Templi.